Riprenderlo è abbastanza facile, i temi li ha toccati Paolo, insomma, quindi è palese che, e mi voglio collegare a quello che diceva il sindaco all'inizio, che se noi abbiamo un'esposizione universale che parla dell'utile del pianeta, credo che il settore agricolo sia uno dei settori che in questo momento ha un ruolo predominante, un ruolo fondamentale, perché credo che il tema dell'agroalimentare sia uno dei temi che giornalmente, cosa che non succedeva una volta, noi lo vediamo riproposto tutti i giorni nei telegiornali, tutti i giorni nei diversi format, perché è un problema sicuramente sentito e fondamentale, legato alla sicurezza alimentare, legato ai problemi che abbiamo visto non ultimi in giro per il territorio, e quindi di conseguenza averlo come tema universale nell'esposizione universale credo che dia il senso di quanto importante sia mantenerlo, e di quanto importante sia mantenerlo soprattutto perché delocalizzare un'impresa agricola in questi territori non è possibile, quindi soprattutto per le peculiarità che si ha, soprattutto per le qualità che abbiamo, e in Veneto siamo padroni di queste eccellenze, e credo che queste eccellenze debbano essere valorizzate per quelle che sono. Per ritornare in maniera molto semplice ai due temi sicuramente scottanti del consumo del suolo, dice bene Paolo Quaggio, noi facciamo delle leggi e subito dopo ci inventiamo le deroghe per poter passare queste leggi. Non va più bene, non va più bene, perché se adesso sicuramente in maniera molto formale si è stati al palo, credo che da oggi in poi al palo non si rimarrà più, anche con delle azioni molto importanti, perché altrimenti andiamo a devastare veramente i territori sotto questo profilo. Voglio precisare, la legge che citavo prima era una proposta sì, di legge che noi abbiamo fatto e non è ancora diventata legge, purtroppo, per motivazioni che sono legate molto anche alla diversa approccio che c'è stato tra la nostra proposta e quella della giunta di sostanza, giusto per precisare che non ci sarei arrivato subito no, ma era credo che è fondamentale. Pensa che ci sia già una legge? Non c'è. No, non c'è, sono quelle proposte che devono essere logicamente prese in mano e velocemente, perché altrimenti le devastazioni dei territori continuano. E ritorno a ripetere, credo che in maniera abbastanza unitaria non rimarremo fermi su queste devastazioni dei territori, perché non è possibile. Non è possibile, ma non è possibile non solo per le aziende agricole. Tenete presente che il problema è un problema anche urbanistico, è un problema di tenuta del territorio, perché quei problemi che noi vediamo ogni volta che adesso è cambiato il clima e abbiamo quei momenti di piogge intense che allagano in 2 ore allagano i nostri territori, derivano spesso e volentieri da queste politiche non territoriali, non condivise con i diversi enti che ci sono oggi, consorzi bonifica in primis, che la nota, scusami Bruno, ma credo che vada fatta, perché ci ricordiamo solo dei consorzi bonifica in fasi elettorali, non ci ricordiamo che se non diamo e non mettiamo le risorse che servono ai consorzi bonifica, sono circa 80 milioni di euro che hanno anticipato i consorzi bonifica per le opere, in questo momento rischiamo, e non rischia l'agricoltura, rischiano tutti gli utenti del territorio, perché i consorzi bonifica fanno delle operazioni che sono non solo di bonifica per i territori, ma sicuramente di tenuta di quelle che sono le città da quelle che sono le alluvioni e quant'altro. Parentesi chiusa, ma è giusto, credo che sono delle annotazioni, perché abbiamo anche dei cittadini, non solo degli agricoltori. Per quanto riguarda il turismo, è palese che il turismo enogastronomico, il turismo collegato all'agricoltura è fondamentale. È fondamentale che ci sia una grande unione di intenti tra le diverse associazioni di categoria, che non è solo agricole, ma anche quelle del turismo e quelle del commercio, perché ricordava bene Franceschi prima, se noi facciamo una promozione a step, ognuno per conto suo, non riusciamo a valorizzare quello che è il nostro territorio. Abbiamo bisogno di una promozione unica, una promozione da cui si faccia capo sicuramente la regione in maniera importante, una regione che dia lo stimolo reale e metta in sistema quello che è le opportunità che ognuno offre in virtù di quello che è la sua capacità. Ricordava Paolo, il sistema agrituristico, è vero che se domani mattina scompare, probabilmente non si nota neanche, perché vale a livello di fornitura di servizi sia come alloggi che come ristorazione, forse il 2% di quello che è il totale, non si nota. Però è anche vero che mantenerlo e collegarlo con quelle che sono le diverse strutture dà opportunità a tutti, perché queste opportunità le abbiamo. Siamo in un territorio qui a Milano, ma siamo nel territorio della Riviera del Brenta, credo che uno dei territori più belli. Abbiamo un must che è Venezia, e spero che la città metropolitana parti il più presto possibile, perché quella è un'ulteriore opportunità, perché quando uno dice io sto a Venezia, credo che in tutte le parti del mondo dove si vada
riusciamo a collocarsi in maniera diversa rispetto a qualsiasi altra persona, e dobbiamo saper utilizzare questo tipo di cose, e lo dobbiamo saper utilizzare in sinergia con la Regione, che deve logicamente andare avanti su questa attività, ma in sinergia tra le associazioni, perché credo che sia l'unica opportunità che noi abbiamo. Non possiamo più pensare di ritornare, diceva bene Franceschi, siamo in una crisi che ormai è diventata strutturale. Noi in agricoltura ci siamo abituati ormai da anni ad avere una crisi strutturale, quindi ci stiamo adoperando, tant'è che negli ultimi periodi sembra quasi che l'agricoltura stia dando le risposte più grandi, in realtà sta dando qualche occupazione in più a dei giovani agricoltori che si stanno inventando delle nuove aziende innovative, però dopo se andiamo a struccare il limone, come si suol dire, insomma di sugo ne viene fuori poco, e quindi alla fine le imprese veramente faticano anche nel nostro settore, ma si adoperano. E per collegarsi quindi è necessario che quelle politiche che tra l'altro che riguardano l'agricoltura oramai sono demandate alla Regione, perché è vero che abbiamo un Ministero dell'Agricoltura, ma è anche vero che tutte le politiche dopo europee, quindi i fondi, arrivano nelle regioni, e le regioni devono saper utilizzare al meglio. Le devono saper utilizzare al meglio ripeto, non fine a se stesse, ma sinergia con quelli che sono sbagliati. C'è piena disponibilità su questo, ma ci deve essere piena disponibilità da parte della Regione di recepire questo tipo di cose qua, di recepire la necessità e di andare avanti su quello che ricordavi tu Bruno un attimo fa, sul recupero di un territorio che noi abbiamo già devastato. Non possiamo più permettere questo. Bisogna forse mettere degli incentivi, su questo sicuramente, per il recupero, perché abbiamo aree artigianali, aree industriali, non possiamo più permetterci di sentir parlare di Veneto City, non possiamo più parlare di Ameolo, mi sfugge il nome, di Agri Village. No, credo che non dobbiamo neanche più dare il là di poterne parlare. Non si fa, punto. Dobbiamo ragionare con quello che abbiamo. Solo in questa maniera riusciremo a recuperare quello che è il nostro territorio, e solo in questa maniera riusciamo a percepire quello che è una parte di quelli che sono i turisti che noi abbiamo. Siamo arrivati in ritardo rispetto all'Expo, perché di Expo se ne parla da 8 anni, stiamo ragionando adesso di capire quali sono i nostri turisti a Milano perché possono venire a Venezia, e a Venezia, permettimi di dirlo, abbiamo l'Expo Acque, ma è uno scatolone vuoto in questo momento, è uno scatolone con il quale non abbiamo neanche discusso con l'associazione di categoria su cosa fare, e adesso ci preoccupiamo di come riempirlo. Dovevamo forse pensarci prima, perché il passaggio che c'era Milano, e credo che chi va a Milano, ci sono già stato 3 volte all'Expo, 200.000 visitatori al giorno, capirne qualcuno che arrivi a Venezia, è difficile adesso mettere in moto qualcosa di turistico per portarlo a Venezia, si doveva pensarci prima, però adesso dobbiamo farlo comunque, perché quel contenitore ce l'abbiamo, e ve lo do come spunto, e dobbiamo riempirlo in questo momento per poter utilizzarlo. E noi tutti, io credo che dobbiamo essere quel coagulante, quell'enzima che ci permette di farlo, perché altrimenti non riusciamo a farlo. Grazie. Grazie.